Da oggi Tokyo è più vicina e Venezia è la terza città italiana ad ospitare i voli intercontinentali di Alitalia. Per la prima volta la città lagunare è collegata all'estremo oriente con un volo diretto. A tagliare il nastro per il nuovo collegamento tra Venezia e Tokyo il presidente di Save Enrico Marchi e l'amministratore delegato di Alitalia Gabriele Del Torchio. Quest'ultimo ha ribadito l'interesse dell'azienda ad investire su Venezia e sul nord-est, l'area più dinamica del paese. Questo è il terzo collegamento intercontinentale che si aggiunge a quelli che facciamo quotidianamente da Roma e a quelli che facciamo quotidianamente da Milano, e quindi era assolutamente giusto, importante e d'altra parte utile per Alitalia come per il territorio veneto inaugurare questa linea oggi. Il presidente di Save, dal canto suo, fotografa con poche cifre la realtà dello scalo veneziano. Più di 10 milioni di passeggeri fra Venezia e Treviso e quest'anno investimenti in aeroporto per servizi ai passeggeri pari a circa 50 milioni di euro, milioni che diventeranno 100 nel 2015. Tutti i voli che noi abbiamo aperto si sono rivelati delle grandi soddisfazioni. Abbiamo incrementato i passeggeri in anni dove il sistema nazionale invece è calato, per cui io credo che la Save e l'aeroporto di Venezia continueranno ad essere anche per il futuro un grande motore di sviluppo e di occupazione per il nostro territorio e per il Paese. Si amplia così il ruolo mondiale di Venezia e del Veneto e il Marco Polo si conferma ancor più quale porta d'Oriente. Il nuovo volo per Tokyo supporterà le esigenze del tessuto economico e produttivo e darà un'ulteriore spinta al turismo. Il Giappone è un mercato importante, ha concluso Marchi, e il nostro impegno è anche quello di svilupparne le grandi potenzialità.